Bentornati al Nuraghe. Oggi vi porto in un viaggio misterioso e affascinante, alla scoperta di uno dei luoghi più emblematici della civiltà nuragica, i Pozzi Sacri. Siete pronti a scendere con me nelle profondità della storia sarda? Ma cosa sono esattamente i Pozzi Sacri nuragici? Immaginate delle straordinarie opere di architettura e ingegneria, costruite con una precisione quasi maniacale. Non sono semplici pozzi per attingere acqua, ma veri e propri templi sotterranei dedicati al culto delle acque, considerate una manifestazione divina, fonte di vita e di purificazione. La loro costruzione iniziò nell'età del bronzo recente, intorno al 1300 a.C., e continuò fino all'età del ferro. I nuragici erano maestri scalpellini. Utilizzavano principalmente rocce locali come il basalto, il calcare o l'arenaria. Ogni blocco veniva lavorato con una perfezione tale da incastrarsi con gli altri senza bisogno di malta, creando strutture che hanno resistito per millenni. La forma classica prevede un atrio, una scala che scende verso il basso e una camera a falsa cupola, chiamata tholos, che protegge la sorgente. Il cuore pulsante del pozzo sacro era il culto delle acque. Si credeva che queste acque avessero poteri curativi e rigeneranti. Qui si svolgevano cerimonie complesse, si facevano offerte agli dei e si chiedevano grazie. Pellegrini da tutta l'isola e forse anche da oltremare venivano per immergersi in queste acque sacre. Sono stati ritrovati tantissimi reperti, come bronzetti, ceramiche, gioielli e persino lingotti di rame. Tutti doni votivi lasciati in segno di devozione. Ma c'è un altro segreto che questi templi custodiscono: un legame profondo con il cielo. Molti pozzi sacri sono orientati astronomicamente. In particolare, il pozzo di Santa Cristina a Pauli Latino è famoso per il suo incredibile fenomeno. Ogni 18 anni e 6 mesi, durante la lunazione maggiore, la luna piena si specchia perfettamente nel fondo del pozzo, illuminando la sorgente con la sua luce. Un evento che doveva apparire come una vera e propria epifania, l'unione tra il divino celeste e quello terrestre. Quanti pozzi sacri esistono? Ad oggi ne sono stati censiti oltre 50 in tutta la Sardegna, ma si stima che ce ne siano molti altri ancora nascosti sottoterra, in attesa di essere scoperti. Non sono distribuiti in modo uniforme. La maggior parte si concentra nella parte centro-occidentale e meridionale dell'isola, spesso in prossimità di villaggi nuragici o santuari più grandi. Questo ci fa capire quanto fosse radicato e diffuso il culto delle acque in tutta la comunità nuragica. E la domanda che tutti vi state facendo: si possono visitare? Assolutamente sì. Molti pozzi sacri sono aperti al pubblico e visitabili. Oltre al già citato Santa Cristina, potete esplorare il pozzo di Sutempiesu a Orune, unico per il suo tetto a doppio spiovente, o quello di Satesta ad Olbia, o ancora quello di Predio Canopoli a Perfugas. Ogni pozzo ha la sua storia e la sua energia unica. Scendere quelle scale millenarie è un'esperienza davvero emozionante, un tuffo letterale nel passato. Spero che questo viaggio alla scoperta dei pozzi sacri vi sia piaciuto. Sono monumenti che ci raccontano di una spiritualità profonda, di una conoscenza architettonica e astronomica incredibile e di un legame indissolubile tra l'uomo e la natura. Grazie per averci seguito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti quale pozzo sacro vorreste visitare. Alla prossima!